Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi capitiamo a Salgareda. Siamo alla 20ª festa di primavera e siamo con il direttivo della Proloco di Salgareda, Franco Fantuzzo, presidente e vicepresidente. Franco, raccontaci un attimino come si è svolta questa giornata e cosa ci aspetterà nelle prossime ore. Questa 20ª festa di primavera capita anche in una commemorazione che parla della 53esima giornata mondiale della Terra, per sensibilizzare i governi e l'opinione pubblica sulla salvaguardia del pianeta Terra. Per questo abbiamo organizzato questa festa e su questo tutte le associazioni del comune di Salgareda si sono impegnate, soprattutto rivolte ai ragazzi, ai bambini, a chi poi è il futuro di questa nostra società. Come dicevo prima, ci sono 11 associazioni che si sono impegnate per questa festa, associazioni che lavorano, operano con i bambini, con i ragazzi, perché tutti quanti pensiamo che questo sia il futuro. Sì, è una tradizione, ormai 20 anni che in primavera si fa questa festa presso il polivalente e le scuole medie elementari con tutte le associazioni che si occupano prettamente dell'attività dei ragazzi, quindi la biblioteca ma anche associazioni tipo AIDO, Avis, abbiamo anche per esempio un'associazione salgaredese che si chiama TAM che da iniziativa privata si propone per insegnare la musica ai ragazzi. Bellissimo, una giornata meravigliosa, per fortuna c'è il tempo che ci assiste, infatti la festa viene realizzata all'esterno delle scuole. Questa mattina poi, cosa molto importante, abbiamo inaugurato gli nuovi uffici della biblioteca delle scuole elementari. Ringrazio davvero tutti quanti, tutti i volontari della Proloco che sono sempre disponibili, e ringrazio anche le altre associazioni che si sono prestate per questa iniziativa, per promuovere, per fare comunità qui a Salgareda. Credo sia un messaggio importante perché solo assieme possiamo fare qualcosa di importante. Grazie. Da soli si fa poco. Grazie. C'è state le premiazioni dei ragazzi che partecipano al Pedibus e quindi questo modo di nuovo di ripartire con i ragazzi, abituarli a venire a scuola a piedi, insieme, in massima sicurezza. Ecco un'altra iniziativa per strade sicure, che è una cosa importante. Recentemente ho partecipato anche a un convegno a Treviso per questo e oggi lo abbiamo anche riproposto alle scuole. Sicuramente anche quest'anno con la festa di primavera abbiamo voluto riproporre quel messaggio di attualità importante che è la tutela dell'ambiente attraverso proprio l'educazione che viene fatta dai piccoli, nel senso che con le scuole abbiamo cominciato a parlare di ambiente, di tutela, abbiamo iniziato con il Pedibus dopo tanti anni che era fermo, l'abbiamo ripreso in modo che anche i bambini possano vivere la viabilità in sicurezza ed essere responsabili. Con questo anche i genitori poi vengono responsabilizzati a questo servizio. Abbiamo voluto insieme con la Proloco fornire le scuole elementari che mancava appunto una biblioteca con una libreria fornita in supporto appunto ai giovani lettori affinché non si facciano trascinare dalla tecnologia attuale moderna, che è quella un po' troppo invasiva, che attraverso i telefonini, attraverso i social forse un po' distaccano i bambini dalla realtà.
Il prossimo evento è l'evento principe della Proloco di Sagareda, la Sagra Paesana, che ormai è arrivata alla 50esima edizione, perché ormai saranno quasi 50 anni o poco. È l'evento più importante perché coinvolge tutti i volontari della Proloco e coinvolge, diciamo, il nostro paese. Quindi siamo pronti, carichi e Quindi quali sono le date? dal 31 maggio al 9 giugno, anzi prolunghiamo al 15 giugno 2024, 15 giugno con la grande festa con i ragazzi giovani. Abbiamo voluto coinvolgere un artigiano locale, abbiamo voluto delegare a lui questa libreria, questa biblioteca affinché rientrasse negli spazi della scuola, rispettando chiaramente le norme più severe di sicurezza. Abbiamo già come biblioteca comunale donato una parte di libri, così possono già iniziare i bambini a leggere insieme agli insegnanti, e l'abbiamo fatto con un artigiano locale sfruttando il legno appunto del territorio, quindi anche questo è un messaggio locale. Giustamente il Presidente mi dice che anche il 2 di agosto è una manifestazione che Proloco, diciamo, per promuovere soprattutto i prodotti tipici del territorio. Qua a Sagareda siamo conosciuti per l'ospitalità e il buon vino, e quindi il 2 di agosto con il buon vino festeggiamo. Esatto, quindi avete capito benissimo, qui a Sagareda si festeggia, si promuove il territorio. Vi aspettiamo a giugno per la festa paesana e ad agosto per la degustazione dei vini del territorio. Non manca nulla, mancate solo voi e vi aspettiamo.